Legambiente, assieme ad altre associazioni ambientaliste, in particolare Mare Amico, sostiene non da ora ma dal suo insediamento questo comitato spontaneo. Legambiente ha rilevato già da molti mesi l'enorme impatto ambientale ed economico di quest'opera, che si intende definire provvisoria ma che abbiamo capito, visto e saputo che provvisoria non è, e quindi a questo enorme impatto ambientale ed economico abbiamo formulato dei quesiti e attendiamo delle risposte serie che fino ad oggi non abbiamo avuto. Della particolarità di quest'area, che giustamente per noi è un fatto non soltanto di tutela del mare e della spiaggia, cosa già questa che merita una battaglia, ma anche è un luogo identitario perché è la spiaggia di Pirandello e di Camilleri. Altre zone della Sicilia hanno fatto le loro fortune sui nostri scrittori. Ora andare a deturpare queste zone da noi, io ero presente 2 giorni fa quando c'è stato Viva Vigata, la vera Vigata, c'era il regista Andò che ha parlato della speculazione, quindi della mancata ricchezza che questi luoghi, dico Porto Empedocle ma anche Agrigento e tutto il circondario hanno avuto. Ha chiesto al proprietario della casa di Punta Secca, tra l'altro scusa, ha detto che si vergogna, si sente un ladro. E questo stavo dicendo, ha chiesto come si sentisse lui rispetto, guardando questa bellezza dei nostri luoghi, rispetto al fatto che si sia lui stesso arricchito perché fa profitto con quella casa, ma soprattutto tutto il circondario rispetto alle nostre zone. E lui senza tentennamenti ha proprio detto: mi sento un ladro.